3 mesi dalla partenza, come sta andando all'Italia? Beh, l'ha detto ieri il presidente di Air France Spinetta, la cassa è buona, abbiamo aumentato il tasso di riempimento dei voli, abbiamo dei problemi che abbiamo riscontrato soprattutto nel mese di aprile, dei ritardi da risolvere, che verranno risolti. Ecco, cerchiamo di ricordarci che cos'era l'Alitalia il 13 di gennaio del 2009. Devo dire che a Venezia avete un'infrastruttura straordinaria che gestite in maniera efficiente e con una visione futura, e che certamente è un benchmark che rappresenta dal punto di vista un riferimento quasi ideale per le altre infrastrutture aeroportuali italiane. E quindi noi abbiamo contribuito, diciamo, in termini sia economici che in termini poi di gestione, specialmente l'amministratore delegato Rocco Sabelli, per poter dire che l'Alitalia oggi c'è, è una cosa reale ed è una cosa che può guardare al futuro con una certa serenità e con una certa speranza. L'infrastruttura aeroportuale ha una capacità di generare posti di lavoro difficili da riscontrare in altre realtà industriali. Alcuni numeri: Air France ha 90.000 dipendenti e nella sua diretti, e se sommiamo questi 90.000 diretti tutti gli altri che girano intorno ad Air France e all'aeroporto Charles de Gaulle, arriviamo ad oltre 200-250.000 persone. Lufthansa, che ha 130.000 persone, riesce alla fine a mettere in movimento, a generare e a creare posti di lavoro per oltre quasi 300.000 persone. L'Alitalia oggi con 14.000 persone con l'indotto e con le attività collaterali genera posti di lavoro per almeno altre 25-30.000 persone. Quindi con una compagnia aerea, una buona volontà, si possono ottenere dei risultati veramente straordinari, sia in termini di posti di lavoro, sia in termini di sviluppo di posti di lavoro e di benessere economico. Noi abbiamo questa volontà, abbiamo questi obiettivi, abbiamo in mente le strategie per poter raggiungere questi obiettivi, e certamente queste strategie troveremo il modo perché queste strategie possano essere condivise dal Presidente della Regione, dal Sindaco di Venezia, dal Dottor Marchi, che ha saputo creare una realtà, un'infrastruttura veramente invidiabile per il territorio.